chi vuol far parte dell'Italia dei Valori deve essere orgoglioso di farne parte, significa che deve essere iscritto al nostro partito e se è chiamato a rappresentarlo nelle istituzioni deve anche rispettarne le regole. Probabilmente in passato alcuni nostri errori sono stati determinati proprio da questo, allora è inutile ignorarli perché se ignoriamo gli errori magari rischiamo di commetterli nuovamente. Allora dobbiamo scegliere in maniera diversa la nostra classe dirigente istituzionale, lo dobbiamo fare in modo semplice, facendo scegliere ai nostri iscritti sul territorio, perché devono farlo attraverso le primarie con voto online, così come abbiamo eletto il segretario nazionale del partito per la prima volta è stato eletto da tutti quanti gli iscritti, anche potendo votare da casa, a dimostrazione che deve essere una scelta condivisa. Così chi deve rappresentare nelle istituzioni, anche perché in quel modo potremo avere quei 2 certificati che noi richiediamo ai nostri iscritti. Fino ad oggi l'Italia dei Valori ha sempre chiesto ai propri candidati di presentare un certificato penale, questo l'abbiamo chiesto a tutti, però sapete alla fine qualche rappresentante infedele lo trovi sempre, che quindi cambia strada. Bene, noi chiederemo un altro certificato che ti può dare solo il tuo vicino di casa, chi ti conosce realmente, e cioè il certificato morale. Solo chi ti conosce veramente sa quello che sei e che hai fatto nella vita, ed è per questo che è fondamentale ribaltare la piramide e fare in modo che le scelte per tutte le candidature a tutti i livelli istituzionali non partano dall'alto, ma al contrario partano dal basso.